Buongiorno a tutti, mercoledì 19 luglio, spero stiate tutti bene. Focus TG, il nostro appuntamento fino alle 13:30 per farci compagnia, a noi, a voi, ma anche voi a noi che vi proponiamo quello che sta accadendo a nord-est. Insomma, i temi della giornata sono certamente il maltempo di ieri nel Bellunese, con i danni, la conta dei danni il giorno dopo, ma non solo nel Bellunese, perché anche nel Trevigiano c'è stato un episodio abbastanza grave, con una quercia che è caduta su una macchina di passaggio, ferito il conducente. Siamo nella zona di Asolo e poi ci collegheremo proprio con quel territorio. E poi il caldo ancora, ovviamente, che imperversa, e anche qui insomma ci sono tante segnalazioni che vale la pena seguire. E poi naturalmente tutto il resto della cronaca del nostro nord-est che vi portiamo sempre nelle vostre case, un po' raccontandovelo noi, un po' con i servizi delle nostre redazioni, ma un po' anche insomma andando in diretta a vedere quello che sta succedendo nei nostri territori. Possiamo anche partire, tra poco insomma avremo un'ampia pagina dedicata al maltempo, quindi andremo proprio in diretta nel Bellunese, insomma vedremo tante immagini forti girate nelle ultime ore, e quindi sicuramente approfondiremo molto questo. Tornando al caldo, effettivamente insomma la situazione non è stata buona nelle scorse ore, picchi un po' ovunque, temperature da record non soltanto in Sicilia e in Sardegna, come diciamo è la realtà nazionale, ma anche qui a nord-est, e c'è stato anche il primo decesso causato dalle temperature roventi qui in Veneto, un 63enne di Fratte di Santa Giustina in Colle, che è stato colto da un malore mentre lavorava nella sua panetteria a Castelfranco ed è morto in ospedale alcune ore dopo. Vediamo. Sicuramente comunque col tipo di lavoro, col caldo che va via, non è che fosse stata una cosa tranquilla, specialmente per lui. E stavolta è andata molto male, sembrava forse che riprendeva anche, ma invece no. La chiamata al pronto soccorso è delle 9:30. Olindo Zuanon era nel suo forno una notte passata a fare il pane. Ad un certo punto il crollo, cade a terra. Arriverà all'ospedale di Castelfranco Veneto con una temperatura oltre i 41 gradi. Una situazione disperata per questo grande lavoratore dal cuore fragile. Olindo aveva un piccolo dispositivo cardiaco. Per 3 ore i sanitari hanno tentato di rianimarlo. Dopo diversi attacchi cardiaci, il 63enne è spirato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Gestiva insieme alla moglie Michelle e ai figli lo storico panificio pasticceria Zuanon. In un primo momento tanti hanno sperato che Olindo Zuanon potesse farcela. Le comunicazioni tra i vicini e i conoscenti si sono susseguite per ore, fino alla tragica notizia e alla comparsa del cartello chiuso per lutto. Non era orario, lui apriva, era sempre... accontentava tutti, chi chiedeva di far questo o quello, una persona molto dedica a tutto il lavoro comunque, era il suo vivere dentro là. Il panificio regalava il pane anche ai più poveri. Anche questa mattina il camion dell'Opera Misericordia si è fermato in via Montepelmo. È di fatto il primo decesso in Veneto causato dalle temperature roventi di questi giorni. Colpo di calore è la diagnosi. I sintomi non sempre sono noti. Laddove troviamo una persona con perdita o meno di coscienza, comunque con sincope, sofferente, che ha una temperatura anche al tatto molto alta e però ha la pelle secca e disidratata e non sta sudando, quindi il paradosso è questo: molto calda la temperatura, no sudorazione, chiamare immediatamente il 118. Riguarda prevalentemente l'età superiori ai 60-70 anni, ma è proprio relativo all'esposizione prolungata e intensa al caldo. Molte le chiamate al 118 in questi giorni da parte di cittadini, soprattutto i più fragili, che manifestano diversi sintomi. Spesso vengono deviati ai propri medici di base. Le operazioni di soccorso per malori dovuti al caldo, però, rispetto allo scorso anno, non sono aumentate. E la città più calda del Veneto è stata Vicenza con 35,4 gradi ieri, seguita a ruota da Treviso con 35,1. Il Veneto insomma bolle, è difficile anche lavorare in certe condizioni proprio per prevenire i rischi da caldo estremo sui luoghi di lavoro. INAIL e INPS hanno diffuso nuove linee guida
che arrivano fino alla sospensione del lavoro con cassa integrazione, quindi insomma in certe situazioni bisogna comunicare quello che sta accadendo, comunicare le temperature, datori di lavoro, sindacati, impegnati, perché la sospensione è in un certo senso automatica quando ricorrono le condizioni. Sentiamo i sindacati. Nella morsa del caldo torrido, a fronte dell'eccezionale ondata di calore che sta investendo il nostro paese, arrivano le nuove linee guida di INAIL e INPS per garantire la gestione del rischio nei luoghi di lavoro. Prevedono appunto una valutazione attenta della situazione ambientale, prevede che attraverso gli RSPP si faccia una disamina anche della tipologia di lavoro, perché purtroppo il problema non è la tipologia soltanto del lavoro pesante, ma è quanto si è esposti al calore. Linee guida che mirano a prevenire le patologie legate al caldo estremo come quello di questi giorni, come le misure da mettere in atto per evitarle, che possono arrivare anche alla sospensione delle attività e la richiesta della cassa integrazione. L'INPS sta dicendo appunto che le aziende devono fare una richiesta per cassa integrazione per eventi meteorologici, per alte temperature, quando si superano i 35 gradi, ma anche qua, quando si superano i 35 gradi, che devono essere associati con anche la situazione dell'umidità, per cui i 35 gradi percepiti, non quelli segnati dal termometro, possono essere anche inferiori ai 35 gradi centigradi, ma il combinato disposto tra umidità e temperatura deve essere valutato da dei tecnici che possono dire non ci sono le condizioni per lavorare e bisogna fermarsi. Le misure vanno recepite e seguite, dice Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro. Ognuno deve prendere in base anche alle diverse lavorazioni che vengono eseguite nelle aziende le misure cautelative adeguate ad un momento sicuramente straordinario di caldo. Io penso che vada, ribadisco, interpretata caso per caso, situazione per situazione. Si parla molto di welfare di aziendali, fa star bene le persone, questo penso che sia indiscutibilmente uno di questi casi, e quindi bisogna sicuramente stare attenti e vicini ai propri collaboratori. Giorni caldi che non sembrano finire subito, ancora qualche giorno sicuramente, ma poi c'è tutta l'estate, per cui su queste temperature elevate, da record, che sia record o non record, insomma comunque stiamo soffrendo tutti. Allora l'azienda ospedaliera di Padova ha presentato una campagna di informazione per evitare i rischi che sono collegati direttamente alle temperature elevate. Abbiamo visto poco fa, insomma, c'è stata addirittura una persona che ha perso la vita per il caldo nel Trevigiano, a Castelfranco, anche se è residente nell'Alta Padovana, e tanti ricoveri, tanti malori, quindi insomma i consigli e la campagna di informazione non sono assolutamente inutili né banali. Quindi sentiamo l'azienda ospedaliera di Padova che cosa ci dice. Anche in azienda ospedaliera a Padova ha attivato, secondo le indicazioni ministeriali, il cosiddetto codice calore, un percorso di assistenza preferenziale differenziato nei pronto soccorso per chi arriva con malori provocati dal caldo. Il codice calore è attivato anche negli ambulatori medici territoriali. Astenia, dolori muscolari, eccessiva sudorazione sono tutti sintomi di esaurimento da calore che però possono aggravarsi trasformandosi nel ben più grave colpo di calore. L'intervento di sintomatologia che coinvolge la sfera della coscienza. Quindi lo stato confusionale fino a poter arrivare a un disorientamento spazio-temporale fino allo stato di coma, che coincide con l'espressione peggiore del colpo di calore, coincidente con un aumento della temperatura corporea anche fino a 41 gradi centigradi, e chiaramente tutto questo va evitato. Proteggiamoci dal caldo. La campagna ministeriale di comunicazione viene rilanciata anche dall'azienda ospedaliera con 10 consigli utili, dall'alimentazione ai comportamenti da evitare, con un focus anche per i bambini, considerati anche loro soggetti a rischio con queste alte temperature. Se il caldo implica il rischio di una disidratazione, di una perdita d'acqua, evidentemente nei bambini una perdita d'acqua ha delle ripercussioni molto maggiori di quanto non abbia nel bambino, proprio per quanta acqua il bambino ha nel suo corpo. Le regole del buonsenso, quella della nonna, ovviamente non esporsi al sole. Io
da piccolo dovevo andare a fare il pisolino, avevo mangiato, ma che significava non essere esposti all'ambiente esterno nelle ore più calde della giornata. Bere un elemento fondamentale, la famosa verdura, ecco, è una cosa a cui dare la priorità nel mangiare come alla frutta, evitando, se posso di dire questo, di utilizzare quelle bevande gassose. E per chi va in vacanza è importante ricordare i farmaci che vengono assunti come terapie quotidiane. Il consiglio più importante è, signori, non dimenticatevi la terapia che in questo momento qua state facendo ai soggetti diabetici di continuare, i soggetti con diabete di continuare la terapia consueta, i soggetti che hanno patologia cardiovascolare di continuare ad assumere i farmaci per la loro patologia cardiovascolare, ai soggetti che hanno altre patologie di continuare la propria terapia. Non si va in vacanza anche di terapia. Ringraziamo per tutti questi consigli, i medici, l'azienda ospedaliera, però insomma cosa ne pensano un po' i cittadini? Allora abbiamo fatto un giro a Vicenza su questa ondata di calore africano per appunto sentire il parere dei vicentini, queste temperature che fanno anche svuotare un po' le città, perché poi la gente giustamente preferisce rimanere a casa, ci sono le indicazioni degli esperti, ma insomma dicevo come affrontano i vicentini questo gran caldo, cosa stanno facendo in questi giorni, l'abbiamo chiesto a loro per conto vostro, sentiamo. Grande caldo in città, che cosa si fa questi giorni qui a Vicenza? Guarda, con un cane è ancora peggio perché poverini soffrono anche loro. E quindi si porta in orari più appetibili? Si cerca di portarlo in orari più appetibili, compatibilmente con esigenze di lavoro e altre esigenze. E aria condizionata in casa? Per forza, deumidificatore che fa un po' meno male. Veramente aspetto di andare in montagna, possibilmente domani parto e vado in montagna perché fa veramente troppo caldo. Il condizionatore a casa purtroppo non ce l'ho, ventilatori a tutto spiano. Si opta per qualche fontana? Ci si rinfresca come? No, sono andato a bere il caffè al bar perché c'è l'aria condizionata, sono stato lì a leggermi il giornale, mi sono rinfrescato un po', adesso corro subito a casa. Un caldo così, se lo ricorda, c'è già stato altri anni, che cosa si fa? Si sta a casa chiusi col condizionatore? No, si esce sempre. Il caldo non deve far paura. E si seguono però quali consigli? Vabbè, di non uscire nelle ore più calde e di mangiare sano e bene. Di bere molto? Sì, bere tanto. Sì, piscina, stando in piscina e a casa con l'aria condizionata. E i consigli anticaldo quali sono? Bere e mangiare roba fresca. Sono vecchia, per cui lo sento più di altri forse, e resto a casa col condizionatore. E quali sono i consigli anticaldo che lei mette in pratica? Bere molto, e mangiare tanta frutta e poi riposare. Se l'aspettava questo gran caldo? No, proprio no. Città più calda qual è? In questo momento io penso che Vicenza faccia anche caldo, ma non così come qui. Vi aspettavate un caldo così? No, non è la prima volta in Italia, ma sempre caldissimo, io non so perché, ma è così. Poi insomma uno ritiene la città più calda, sembra quella in cui si trova, ovviamente non conosce la situazione nelle altre. Mi giro per mostrarvi anche qualche sito di informazione, partendo dal Corriere del Veneto che parte a sua volta dal clima, maltempo in Cadore, lo spettro di Vaia, 100 interventi di soccorso dopo il downburst, cioè proprio questa sorta di tempesta che ha fatto cadere anche tanti alberi. Poi tra poco, ripeto ancora una volta, ci collegheremo con Belluno, andremo un po' a vedere qual è la conta dei danni. Alberi abbattuti, tetti divelti dal vento fortissimo, seguito da una violenta grandinata, persone in difficoltà su sentieri e ferrate, tante chiamate di aiuto ma nessuna vittima né feriti gravi. Zaia, alcuni versanti di bosco abbattuti. Un'occhiata anche al Gazzettino che apre a sua volta con il maltempo, tromba d'aria in Cadore, tempesta in Agordino e Comelico, effetto Vaia, provincia devastata, Zaia, pezzi di bosco abbattuti. E su questo tema abbiamo anche proprio notizie dell'ultima ora che riguardano la regione, che adesso la trovo, ma comunque il succo della
della comunicazione è che il governatore del Veneto ha chiesto lo stato di calamità per quello che riguarda, adesso non lo trovo, comunque c'è la dichiarazione di Zaia che ha dichiarato lo stato di emergenza. Tra l'altro, sempre in Comelico, una coppia di escursionisti ungheresi in difficoltà per il maltempo che si è abbattuto ieri sera sulle montagne è stata recuperata poco prima delle 23 dalle squadre del soccorso alpino della Val Comerico e della Guardia di Finanza di Auronzo. I due erano rimasti bloccati mentre stavano affrontando la ferrata Rogel sul versante veneto del Monte Popera a Padola di Cadore. Sono stati investiti dal maltempo nel tragitto, avevano trovato un riparo di fortuna per lasciar passare il temporale, però poi hanno perso l'orientamento e quindi spaventati hanno ovviamente chiamato i soccorsi, ma per fortuna tutto è finito bene. Torniamo un po' alla cronaca, non è proprio cronaca delle ultimissime ore, ma parliamo della tragedia di Padova, Sacra Famiglia, il quartiere interessato, il carabiniere che ha sparato al 55enne albanese che era andato sotto casa della moglie anche se non poteva. Continuano le indagini, facciamo un po' il punto della situazione con la nostra redazione di Padova. Nulla verrà tralasciato, l'indagine è accurata e dopo aver ordinato un attacco sul corpo di Aghi Collacu, il 55enne stalker ucciso venerdì alla Sacra Famiglia dopo che aveva investito un carabiniere, si attende l'autopsia e l'esame tossicologico. La procura ha disposto una perizia balistica ma anche una consulenza dinamica delle due auto coinvolte nel pomeriggio di follia esploso in vicolo Castelfidardo a Padova. La Skoda blu, guidata dall'albanese che ha ingranato la marcia e ha schiacciato il carabiniere in piedi mentre redigeva il verbale contro la sua auto di servizio parcheggiata davanti al furgoncino Skoda. I due mezzi danneggiati sono stati subito rimossi dopo i rilievi di venerdì e posti sotto sequestro, così come è stato sequestrato il coltello che brandiva il 55enne dopo essere sceso dalla macchina contro il carabiniere ferito e la pistola del militare che invece ha sparato per salvare il collega. 4 i bossoli repertati, 2 di questi hanno colpito Collacu ferendo la morte all'addome e alla gamba. La procura indaga per eccesso colposo di legittima difesa. Nel passato di Collacu una condanna per maltrattamenti, un divieto di avvicinamento alla moglie e un ammonimento del questore emesso del 2021, che però non l'ha fermato dal tornare a tormentare l'ex compagna anche venerdì scorso. In queste ore si attende l'esito dell'autopsia eseguita ieri alla presenza di un perito di parte nominato dall'avvocato che difende il carabiniere che ha sparato e da un medico legale nominato invece dai fratelli del 55enne albanese che hanno chiesto di poter riavere la salma del congiunto per poter celebrare i funerali in Albania. Eccoci tornati 12:19 e vi confermo insomma che c'è la firma dello stato di emergenza di Zaia, firmato dal Presidente proprio dopo la fortissima fase di maltempo di ieri. 129 km/h le raffiche di vento a Cortina, insomma dà un po' l'idea di quello che è successo. Ma andiamo subito allora sul territorio interessato da questo maltempo. Ci colleghiamo in diretta con Tiziana Bolognani, che ringrazio, saluto, alla quale do la linea anche con un ospite, poi insomma ci racconterai in questa ampia pagina di quello che è accaduto ieri. Io sono qui, se hai bisogno di supporto ci sono, intanto ti lascio la linea. Grazie. Grazie Federico. Allora noi siamo al camping Comelico a Campolongo di Santo Stefano di Cadore, l'epicentro di questo violentissimo evento meteorologico che si è scatenato in pochissimo tempo ieri nel pomeriggio e che ha lasciato sul campo davvero immagini che non avremmo mai più voluto vedere. Il versante su cui si affaccia il camping Comelico è disseminato di schianti di alberi, molti di questi hanno completamente distrutto le auto parcheggiate qui e che sono di proprietà degli ospiti del camping Comelico. Questo è il versante immortalato da quel video realizzato da un giovanissimo che abbiamo intervistato questa mattina, poi vi manderò il contributo, poi vi
vi lancerò il contributo. Questo è il versante che è diventato simbolo, perché le raffiche di vento hanno praticamente fatto cadere le piante esattamente come durante Vaia, e difatti chi ha vissuto Vaia ha parlato di questo episodio con un nuovo appellativo, l'ha chiamato Vaia 2. Assieme a me c'è Natascia Alvisi, che è la moglie del titolare e quindi contitolare del camping Comelico. È stata lei ieri nel pomeriggio, quando ha visto che le condizioni meteo stavano cambiando, esattamente come sta accadendo in questo momento, perché fino a poco fa qui splendeva il sole e c'era una temperatura afosa ed elevatissima, e invece già in fondo nel cono che sta alle nostre spalle non solo abbiamo già iniziato a vedere dei lampi, ma si sono sentiti dei tuoni, sta cominciando a gocciolare. Ieri, Natascia, che cosa hai visto? Abbiamo visto all'improvviso queste nuvole che arrivavano nere, come se cavalcassero delle onde, un vento fortissimo, e poi all'improvviso è arrivato. Tempo zero, è arrivato, hanno buttato giù tutto. Fortunatamente è andata bene, perché non ci sono state vittime, non sono stati feriti, perché quella è la cosa più importante, e adesso ricominciamo, andiamo avanti. Ieri ti è capitato anche di portare in salvo e di far riparare un gruppo di bambini che stavano giocando proprio qui davanti. Mia cognata, che lei è la titolare anche insieme a suo fratello, ha cominciato a chiamare i bambini che erano qua che giocavano, perché è stato un attimo, erano qui che giocavano, e li abbiamo chiamati subito che venissero all'interno del bar, perché la situazione era pericolosa. Senti, paragonare questo a Vaia non è, non è un'esagerazione. Un mini Vaia che non ha scherzato per niente, e adesso vedo che qua il tempo non è dei migliori, e adesso si comincia un attimo ad aver paura, perché speriamo che vada bene. Grazie Natascia, ti lasciamo al tuo lavoro, perché sappiamo che da ieri praticamente non vi siete fermati un momento nel camping. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Nel camping ci sono almeno un centinaio di ospiti. Poco fa abbiamo intercettato anche una povera donna, la proprietaria di una delle auto che sono rimaste sotto i tronchi, e insomma danni diffusi in tutta la provincia, danni molto ingenti. Comincia a soffiare, a spirare di nuovo il vento. Guarda Federico, non stiamo scherzando, e vi facciamo vedere esattamente il movimento delle nuvole, che è impressionante, che vi dà anche l'idea di quale sia in questo momento in quota la velocità del vento, di come si stia spostando questa grossa, impressionante nube proprio qui sopra. Speriamo bene. Vi lancio il contributo che abbiamo registrato questa mattina con l'ispettore dei vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno, Patrizio Gasperin, che ci racconta la mole di lavoro che hanno svolto i vigili del fuoco qui e nelle altre zone della provincia. E siamo con l'ispettore dei Vigili del Fuoco Patrizio Gasperin. Gasperin, la situazione che abbiamo visto qui in questa zona del Comelico a Campolongo è preoccupante. Oltre 100 interventi complessivamente avete eseguito durante queste ore. Qui che cosa c'è in particolare? Qui in particolare c'è una situazione un po' difficoltosa, in quanto è stato tolto il manto di copertura di questa abitazione e ha coinvolto 2 camini molto pesanti che sono stati avvolti all'interno. Quindi la difficoltà è togliere i camini e poi riuscire a levare anche la mela di copertura. Ecco, diciamo che sono decine le case scoperchiate da quella che è stata definita una tromba d'aria, comunque un evento che in tanti hanno paragonato nel piccolo a Vaia. Sì, Vaia è stata molto più estesa e molto più forte. Questa è stata abbastanza forte, ma localizzata in vari punti della provincia. Oltre a Santo Stefano ci sono state coinvolte anche la zona di Falcade, Taibon e Caviola e Caprile. Qui in zona più coinvolta appunto è la zona di Campolongo e la zona di Santo Stefano. Ecco, vediamo anche questa distesa di tronchi, questa impressionante distesa di tronchi a terra, che sono caduti, alberi caduti come gli stecchini dello Shanghai ieri.
Questa è proprio la riprova che Vaia non è un fatto eccezionale, ma si è ripetuto a distanza di 5 anni. Senta, ispettore, voi avete lavorato naturalmente mobilitando non solo gli uomini del comando provinciale, ma di tutti i distaccamenti, compresi i volontari. In vostro aiuto sono arrivati i colleghi dalle altre province del Veneto? Sì, sono arrivati colleghi dal comando di Verona, di Vicenza, Treviso, Venezia, con i loro mezzi in supporto nostro, e sono stati rimandati le loro sedi questa notte, verso le 3 di questa notte. C'è una previsione su quando, i tempi entro cui si potranno concludere gli interventi? Gli interventi ancora non abbiamo un tempo certo, in quanto sono in fase di svolgimento, e anche perché dovrò farne ancora qualche sopralluogo per verificare la situazione. Viene fuori qualcosa? Però, allora, scusate, ma noi ci stiamo riparando perché inizia a soffiare il vento fortissimo e stanno portando anche le auto al riparo, e la situazione sembra abbastanza... Fabio, fai vedere, spostati con la telecamera per far vedere e per far capire a chi ci sta seguendo da casa in questo momento qual è la forza del vento. Hanno sospeso anche il lavoro momentaneamente, temporaneamente, l'impresa che sta tagliando i tronchi di albero pericolanti, ma vedete che ci sono gli alberi che si stanno muovendo in maniera diciamo così preoccupante, perché tante piante sono ancora instabili, e lì insomma si sta cercando di fare il possibile per mettere in sicurezza la zona. Insomma, sembra impossibile che a distanza di nemmeno 12 ore dal fatto, anzi poco più di 12 ore dal fatto, ci si trovi in una situazione simile. Allora, mentre noi cerchiamo di trovare riparo in un luogo in cui possibilmente magari non ci cade nulla in testa, vi mando, prego la regia di mandare in onda il contributo del ragazzo, del giovane Vincenzo D'Ambros, che ieri ha registrato con il suo telefonino, ha immortalato con il suo telefonino la caduta, lo schianto delle piante lungo il versante proprio qui di fronte al camping. Vincenzo, che cosa hai visto ieri pomeriggio? Tutto ad un tratto è diventato nero, buio, e dopo dalle montagne là in fondo si è vista proprio la nube di pioggia con le forti raffiche di vento che venivano verso di noi, verso la valle. E tutto ad un tratto sentivi il rumore degli alberi che si rompevano, dei tetti che si scoperchiavano, e come potete vedere anche là in fondo, sì, ci sono stati danni. E tu hai fatto il video che è diventato simbolo di questo evento drammatico che ha richiamato Vaia, e Vaia 4 anni fa anche qui ha lasciato molti segni. Sì, difatti io mi trovavo qua sotto, stavo spostando le macchine per paura della tempesta, e in quella mi sono trovato davanti allo scenario, quindi ho acceso il telefonino? Ho acceso il telefono e ho filmato. Mi pareva una cosa importante, quindi l'ho filmata. Hai avuto paura? Oddio, a dire il vero no, avevo più paura dei danni che potevano fare alle case, e come è successo, che appunto tutti i tetti e il disagio per la popolazione. Ecco. Tiziana, ti abbiamo visto correre all'interno del campeggio. Sì, allora, tra l'altro una cosa che ci ha colpito, Tiziana, è anche che le nuvole si sono moltiplicate nel giro veramente di pochi minuti. Sì, vi chiedo scusa perché certamente non è nostra abitudine come dire, scappare, ma qui c'è proprio la necessità di mettersi obbligatoriamente in sicurezza, e tutte le persone che poco fa erano in strada si sono subito riparate all'interno di questa pizzeria. È inutile mettere a repentaglio la propria incolumità. Vento fortissimo, sta iniziando anche a piovere, e insomma, si può vedere, Fabio credo che riesca a farvi vedere dal movimento delle piante qual è l'intensità del vento in questo momento, e anche della pioggia. Previsioni meteo
che insomma non vengono smentite dai fatti, perché si parlava di uno stato di attenzione fino alle 8 di questa mattina, dopodiché le condizioni si sarebbero evolute in maniera differente, con sprazzi di sereno alternati però ancora a possibilità di forti rovesci e temporali, e così è stato. D'altronde quando noi siamo arrivati qui c'era moltissimo caldo, moltissima afa, moltissima umidità, temperature davvero anomale per località dell'alta montagna. Insomma, noi adesso vi mandiamo il contributo preghiamo la regia di mandare il contributo del sindaco di Roccapietro, Andrea De Bernardini, che questa mattina ha fatto un mini reportage facendo vedere quali sono i danni che il suo comune ha patito nel pomeriggio di ieri. Sapete che questa perturbazione ha iniziato a colpire prima la zona di Brunico del Tirolo e poi si è spostata rapidamente Canazei, una località particolarmente battuta dal maltempo, e poi da lì la perturbazione è arrivata, si è spostata in avanti. Ha iniziato e sta diluviando in questo momento, e con il vento si vede qual è la direzione. Speriamo che non accada per davvero nulla. Insomma, vi prego la regia di mandare in onda il contributo del sindaco De Bernardin, dopodiché la linea può tornare allo studio e ve la richiederò non appena qui la situazione tornerà in una condizione apprezzabile. Oggi sono qua in uno dei punti dove ieri quel forte vento ha fatto dei danni. Vediamo delle piante schiantate. Siamo nell'area del parco giochi di Pian delle Risce, un parco giochi nuovo che era stato appena sistemato dai danni da avaia. I danni non sono per fortuna enormi, perché ha schivato perlomeno i giochi e ha fracassato un po' di siepi, come vediamo, e ha schiacciato delle panchine. La fortuna è stata, ma insomma con la pioggia che era in corso non c'era chiaramente gente e bambini che giocavano, ma insomma sappiamo che siamo da quel punto di vista sempre molto fortunati, perché una pianta ha colpito anche una auto che transitava in strada ieri, uno scoperchiamento di un tetto all'aste, si è portato via la pensilina di attesa pullman di Digonera, e insomma un po' qua un po' là ha fatto chiaramente dei danni che non sono paragonabili a Vaia, ma in un momento in cui il territorio si sta risistemando, stiamo facendo tutti i lavori necessari per tornare ad essere normali, anzi più resilienti di prima, queste continue cose minori non ci aiutano, insomma. Però vabbè, forza e coraggio, siamo montanari, siamo forti e andiamo avanti. E come vi ho detto, il Presidente della Regione Luca Zaia ha firmato la dichiarazione di stato di emergenza regionale dopo la fortissima fase di maltempo. Le aree del Comelico, l'Alto Agordino, insomma un po' il riassunto è questo, con raffiche a 120 di vento a 129 km all'ora a Cortina d'Ampezzo, superiori a 140 km all'ora in quota. Vi ho detto dei due escursionisti ungheresi che sono stati recuperati. Per quanto riguarda ieri, la Coldiretti dice che i danni sono ovviamente molto elevati, centinaia di alberi abbattuti, molte aziende agricole, sottolinea Coldiretti, sono rimaste senza corrente elettrica a causa della caduta degli alberi sulle linee
città, campagne, grandinate su entrambi i fronti e ovviamente in questo periodo le grandinate sono quanto di peggio possa esserci per i raccolti. Anche in Friuli Venezia Giulia ci sono stati notevoli danni. Per quanto riguarda le previsioni, l'anticiclone africano denominato Caronte tra poco raggiungerà il picco di potenza a livello nazionale, dopodiché inizierà ad indebolirsi al nord, queste sono le previsioni, con un calo termico che coinvolgerà almeno mezza Italia, quindi record battuti ieri. Oggi insomma sembra che la situazione sia in parte stazionaria, ma in parte anche più infuocata con le zone interne che attendono temperature ancora più alte come Bologna e Ferrara. Torniamo a Padova perché l'opposizione, parliamo di politica naturalmente, va all'attacco sulla viabilità del quartiere Sacra Famiglia, che fatalità è quello interessato purtroppo dalla sparatoria di venerdì, ma ovviamente non c'entra nulla direttamente. Sentiamo perché l'amministrazione viene attaccata sul fronte viabilità. Nel quartiere della Sacra Famiglia va rivista la viabilità e va programmata una manutenzione di strade e marciapiedi, a sostenere la consigliera comunale della Lega, Eleonora Mosco, che insieme ad un appartenente della consulta di quartiere ha mostrato con delle fotografie i punti più critici. In via Libia le strade sono molto strette a doppio senso, quindi noi chiediamo la messa in sicurezza e anche la previsione di una dotazione adeguata di parcheggi in modo da consentire una sosta migliore anche delle auto. La Sacra Famiglia è uno dei quartieri più ricchi di servizi della città e per questo di grande richiesta dal punto di vista immobiliare, ma secondo la consigliera Mosco ci sono gravi criticità che riguardano la viabilità. Per questo Mosco presenterà una mozione in Consiglio Comunale. Noi richiediamo assolutamente intanto un'attenzione anche al quartiere Sacra Famiglia in modo che la vivibilità che oggi c'è in questo quartiere sia migliorata in relazione ad una viabilità sostenibile, ma allo stesso tempo che ci sia una pianificazione migliore di tutta la viabilità in città e anche nei quartieri. Grazie alla redazione di Padova. Da Padova ci spostiamo però subito a Venezia con la nostra Anna Maria Parisi che è collegata in diretta con noi. Ciao Anna Maria, purtroppo ieri, oggi, insomma ci stiamo collegando con te per fatti di cronaca non certo piacevoli, insomma raccontaci un po' cosa è successo, vedo che sei anche in compagnia di un ospite. Sì, buongiorno Federico, a te e ai nostri telespettatori e telespettatrici. Nuovamente da Mestre, purtroppo dicevi bene, per la triplice aggressione registrata nel pomeriggio di ieri con accoltellamento sempre nella zona centralissima di Mestre, dove ci troviamo noi a cavallo tra via Poerio e piazza Barche, che è alla mia destra, e via Olivi. Con me Prince Hauleider, portavoce della comunità bengalese che ha assistito alle aggressioni. Buongiorno Prince. Buongiorno. Ma che cosa è accaduto? L'ultima aggressione in ordine di tempo al bar che si trova alla mia destra, al bar Zax, dove una coppia, dove i titolari del bar, per motivi al momento sconosciuti, sono usciti un uomo e una donna con una mazza da baseball che l'hanno data letteralmente in faccia ad un cliente afghano, è rimasto tutto tumefatto e ferito. Poco prima, sempre dove ci troviamo noi, a cavallo tra via Mistrina, via Olivi e via Poerio, un'altra duplice aggressione tra bande di senegalesi, sembra per spartirsi la zona dello spaccio qui in centro a Mestre, è terminata con un accoltellamento e che ha visto ricoverati in prognosi riservata anche oggi un 42enne del Senegal che ha avuto un grave trauma toracico, è rimasto con la pancia letteralmente squartata, e un altro residente nel Bresciano e un altro ragazzo, un uomo sempre del Senegal di 38 anni di Vicenza, che ha avuto una prognosi di 1 mese per un trauma addominale. Insomma, questa è una zona di forte spaccio, questa è una zona dove vediamo anche tanti nigeriani che prima erano in via Piave, sono avanzati, sono venuti
venuti verso la zona centrale di Mestre e si stanno dividendo proprio la zona dello spaccio tra Riviera 20 settembre, dove ieri abbiamo documentato quanto accaduto il pomeriggio prima, e questa zona via Poerio. Lei qui, Prince, tra l'altro, oltre ad essere il portavoce della comunità bengalese, ha anche un'attività, e mi diceva che lei, insomma, parlando anche con altri commercianti pari suo, adesso vivete nel terrore. Assolutamente sì, e purtroppo qua Mestre, come dicevo prima, Mestre è diventato veramente, se prima si sapeva che c'era un po' di delinquenza, adesso veramente di giorno davanti a tutti, senza rispetto di nessuno, ci sono queste situazioni che sono veramente pesanti. Infatti noi, quando ieri abbiamo visto l'aggressione, sembrava una cosa surreale. Come voi ben sapete, noi io oltre a essere uno dei referenti della comunità bengalese, rappresento anche una piccola associazione. Insieme ad altre associazioni, noi a febbraio abbiamo organizzato una manifestazione dove hanno partecipato più di 7.000 persone. Più di 7.000 persone che sono stufi di vedere questa situazione e di vivere ogni giorno questo degrado che c'è a Mestre. Ecco, Prince, però è passato del tempo da quella manifestazione. Quanto tempo? Un paio di mesi? Assolutamente sì, sono passati più di 3-4 mesi, e però purtroppo non abbiamo visto nessuna risposta da parte di chi dovrebbe comunque difendere e di tutelare questa città, e quindi siamo rimasti veramente delusi che nessuno ha fatto un intervento concreto e serio. Ecco, prima in attesa del collegamento abbiamo visto che passavano 2 volanti della polizia e anche una macchina della polizia locale. Abbiamo sentito anche poco fa l'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, l'assessore Pesce, che ci ha riferito come adesso, vista la recrudescenza di questi fenomeni gravissimi, il Comune sta pensando di chiedere un potenziamento dei lagunari anche qui su Mestre. E ieri lei cosa ha pensato quando ha visto con i suoi occhi che cosa stava accadendo proprio di fronte alla sua attività? Certo, io non ci credevo che in centro, nel cuore di Mestre, potevano fare delle cose del genere, nel senso, uno si sa comunque nelle grandi città ci sono un po' di delinquenza eccetera, però così? Spudorati in modo così brutale mi sembra veramente eccessivo. E poi la cosa triste è che comunque sulla prima aggressione che c'era il ragazzo tunisino, quello di Riviera 20 settembre, sì, che per fortuna passava una pattuglia che si è fermato e ha soccorso. È stata chiamata la pattuglia, una residente. Quindi che ha fatto l'intervento. Poi secondo me comunque ci vogliono anche delle persone che girino anche in borghese, che tutelino questo posto, perché la Vente... Ecco, questa è una proposta che lei avanzerà con la sua associazione? Certo, io proverò, però il discorso, sono scesi 7.000 persone, 80 associazioni di commercianti e associazioni di tutte le categorie, e non abbiamo visto nessuna risposta. Questa è la cosa che sono rimasto veramente deluso. Dico, se sono scesi 7.000 persone, le istituzioni potevano chiamare alcuni rappresentanti di queste associazioni e di sentire la loro voce. È stata chiamata qualcuno? No. Quindi è una cosa veramente vergognosa che nessuno chiami e capisca, senta la voce, senta il dolore delle persone e cercano di intervenire. Quindi... Sai che mi è piaciuta questa sua puntualizzazione, la voce e il dolore della gente. Certo, perché purtroppo... Perché qui si sta subendo di giorno in giorno. Alla fine noi non è che possiamo andare dallo spacciatore a fare la guerra tra i poveri, nel senso, l'unica cosa che possiamo fare è segnalare e ripetere la stessa cosa e discendere in strada. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, non possiamo andare... Scusi Prince se la interrompo, ma lei ha provato a parlare con i titolari del bar che sono d'origine bengalese come lei, per capire perché fossero usciti con la mazza da baseball? Perché purtroppo loro è da mesi che subiscono aggressioni in continuo, e loro hanno chiamato la finanza, hanno chiamato la polizia, hanno chiamato tutti gli enti che ci sono e non hanno trovato una soluzione, finché si sono attrezzati in modo secondo me sbagliato, perché comunque è sbagliato pestare le persone in questo modo, però erano esperati, cioè nel senso, se adesso tutti i commercianti cominciano a fare così diventa un Far West. Sì, no, non è il caso, però nel senso, se loro sono arrivati a questo punto vuol dire che comunque c'è una aspirazione, c'è una disperazione dietro questa azione che hanno fatto comunque. Sì, certo, c'è un clima veramente di forte tensione qui in centro a Mestre. Come hai capito Federico, purtroppo le attività criminali accadono di sera, ma soprattutto di giorno, come stiamo registrando noi con queste nostre
dirette, questi collegamenti tutti i giorni. Grazie, Ultima Maria. cosa Sì. prima di cederti la linea. Poco prima del nostro collegamento ci sono stati proprio un paio di furti sempre qui, dove a un paio di persone sono state sottratte chiavi di casa e portafogli. Ecco, questo per dirti la situazione. La cronaca. Linea a te, Federico. Grazie Prince Anna Maria, Aurate. grazie al tuo ospite naturalmente, che ha detto bene. Non bisogna assolutamente farsi giustizia da soli, guai, capiamo, ci ha fatto capire bene il clima di esasperazione che c'è tra i commercianti, però assolutamente da condannare qualunque tipo di giustizia fai da te. Si devono chiamare le autorità come è giusto che sia, quindi forze dell'ordine, chiedere aiuto a loro e mai fare da soli, anche se, ripeto, capiamo che la situazione è davvero al limite. Torniamo al maltempo, perché anche il Bassanese è stato colpito, in attesa poi di sapere da Tiziana Bolognani com'è la situazione. L'abbiamo lasciata che aveva ripreso a piovere e ancora forte vento, però prima andiamo un attimo con la redazione di Bassano a vedere quello che è successo sull'altopiano di Asiago e sulla Pedemontana. Vento forte, alberi abbattuti e grandinate hanno colpito anche l'altopiano dei 7 comuni e la Pedemontana del Grappa durante l'impulso temporalesco della serata di ieri. In altopiano le precipitazioni sono state brevi ma molto intense e le folate di vento hanno abbattuto alcune piante nella zona di Roana. A Canove, infatti, vengono segnalati grandi alberi crollati su strade, piste ciclopedonali e sulla rete elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago, che hanno lavorato fino a tarda sera per rimettere in sicurezza la zona interessata. Nella mattinata di oggi vengono segnalati altri alberi ancora di traverso su sentieri e piste pedonali. La Pedemontana del Grappa, da Mussolente fino a Onè di Fonte, è stata invece colpita da una violentissima grandinata. Chicchi grandi come noci e anche di più sono caduti su case e macchine, mentre i danni per l'agricoltura ancora alle prese con le ripercussioni dell'ultima ondata di maltempo sono tuttora in via di definizione. I danni sono piuttosto gravi invece per l'agricoltura bassanese, bersagliata nei giorni scorsi da altre perturbazioni che hanno flagellato le colture come mais e soia e pure i frutteti. La grandine si è fatta viva a secco, come si suol dire quando non è accompagnata da piovaschi, pure in Val Brenta con fenomeni molto intensi ma per fortuna di breve durate. Grazie a Ferdinando Garavello, redazione di Bassano. Ora andiamo subito ad Asolo. Volevo mostrarvi questo video che ci ha mandato Tiziana Bolognani, Dosoledo di Comelico Superiore. In questo momento vedete le nuvole, vedete il vento pazzesco che è tornato a soffiare prepotente ancora in Comelico. Subito ad Asolo, Daniela Sizia, scusa se ti abbiamo fatto attendere, anche lì insomma un episodio particolare, una quercia che si è abbattuta su un'auto e il conducente ferito. A te Daniela, scusa ancora. Buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori, ci troviamo a Casella d'Asolo e come vedete gli operai sono al lavoro perché hanno dovuto tagliare insomma, questo grosso albero che fa parte della famiglia delle querce e un albero che si è abbattuto questa mattina su un'auto che era in transito. Il 45enne è stato portato in ospedale fortunatamente non con gravi ferite, tanto che già in mattinata è stato dimesso. Si tratta di un 45enne residente qui nell'Asolano. Una grandinata che si è abbattuta ieri, prima raffiche di vento forte e poi questa grandinata che è durata pochi minuti ma che ha provocato dei danni. Probabilmente l'albero in questa occasione si è lesionato e poi questa mattina intorno alle 6 è crollato qui sulla carreggiata proprio mentre stava passando l'auto. Fortunatamente si è abbattuto sul cofano della macchina e non provocando danni più gravi ovviamente all'automobilista. L'auto invece purtroppo ha avuto parecchi danni e sono con il vice sindaco di Asolo, Franco Dalla Rosa. Vice sindaco, davvero un cambiamento climatico, ormai siamo abituati a questa parola, insomma un cambiamento climatico che è arrivato all'improvviso, ma ormai ci si aspettano questi cambiamenti all'improvviso. Ormai ci siamo un po' abituati, diciamo, però questo cambiamento è stato repentino, si è alzato il vento in pochissimo tempo e subito dopo è cessato il vento, è arrivata una grandinata che
Fortunatamente è durato pochissimo, altrimenti sarebbe stato un danno enorme, perché i pallini, c'erano veramente delle palle da golf. È durato pochissimo perché tutto si è risolto, però questo vento intenso e forte probabilmente ha lesionato questa pianta, che momentaneamente è rimasta stabile. Il giorno dopo, a causa di una piccola brezza al mattino, è caduto. Ecco, danni purtroppo lo sappiamo, l'abbiamo visto anche in altri comuni, anche per gli agricoltori, perché queste gradinate di certo bene non fanno. Sì, è la seconda grandinata che arriva in poco tempo. Quella di ieri fortunatamente, come dicevo, è durata pochissimo e quindi i danni sono limitati e non ha avuto delle grosse conseguenze. Fortunatamente quando è arrivata la grandine è cessato il vento, quindi l'impatto e la forza e la violenza delle grandine è stata di molto ridotta. Ecco, abbiamo visto che questa mattina qua, adesso Federico non si vede, ma questa mattina era tutto nero, adesso si è completamente aperto, quindi insomma la paura che potesse esserci un'altra tempesta c'era, ma insomma è prevista per i prossimi giorni ancora della pioggia, si spera non con questa densità, ma secondo lei insomma cosa si può fare di più, perché ormai siamo abituati a questi cambiamenti? Siamo abituati ovviamente, però bisogna sempre pensare un po' alla sicurezza delle persone. Noi come amministrazione, per quanto riguarda i nostri parchi, faremo fare una verifica da dei dottori forestali, dagli agronomi, per far sì che siano individuate le piante che potenzialmente potrebbero dare problematiche. Ovviamente è tutto a scopo precauzionale, perché se il vento è forte non c'è tanta storia, insomma, può provocare danni. Ecco, piante come queste sono a rischio di questa grandezza, sono anche molto vicine poi alla recinzione. Sono piante anche monumentali, perché sono piante che hanno oltre i 100 anni, quindi ovviamente non si può agire indiscriminatamente e tagliare tutto. Bisogna cercare di vedere quelli che potenzialmente potrebbero causare dei problemi e metterli in sicurezza. Ecco, Federico, ti faccio vedere perché guarda, una pianta che ovviamente è caduta sulla recinzione, lo vedi, una pianta enorme, guarda il tronco, e fortunatamente che è caduto e si è abbattuto sulla recinzione, perché se poi invece questo tronco cadeva sulla strada, purtroppo avremmo dovuto parlare in maniera ben diversa. Fortunatamente si sono abbattuti i rami sul cofano dell'auto, come vi dicevo, e l'automobilista si è salvato. Gli operai sono qua al lavoro, ne avranno davvero ancora per molto, perché vedete che è molto grande il tronco, hanno dovuto togliere tutti i rami che erano finiti anche sul campo qua vicino, e devono ovviamente ripristinare anche la sicurezza poi della strada, perché è una strada che sembra una stradina piccola, ma abbiamo visto da quando siamo qua che è abbastanza trafficata. Federico, qui da Caselle d'Asolo è tutto, se tu non hai domande ti restituisco la linea. È stata chiarissima, anzi grazie a te Simone per esservi anche mossi tra i lavori, per farci vedere più da vicino i tronchi e tutto il resto. Insomma, le immagini sono fondamentali per noi e quindi siete stati perfetti nel raccontarci quello che è successo. Ti ringrazio e insomma ci vediamo poi in redazione. Grazie a te, a Simone Merlo. Noi torniamo in studio, Focus ancora fino alle 13:30 in vostra compagnia. Siamo stati davvero poco in studio e molto all'esterno, ed è così che ci piace, proprio per andare a raccontare quello che sta accadendo. Dobbiamo ancora uscire parecchio dallo studio, dobbiamo ancora andare a Padova, a Vicenza, forse tornare in Comelico da Tiziana, e direi che allora ci possiamo fermare per un attimo, poi torniamo e ripartiamo con tutti i nostri contenuti. (12:55), bentornati in studio, Focus TG fino alle 13:30, siamo stati fuori per parlare di maltempo a lungo per quello che è successo, abbiamo parlato anche del caldo, adesso parliamo del strage di Santo Stefano di Cadore, quell'investimento che ha travolto e ucciso 3 persone, e alla guida dell'auto c'era Angelica Hutter che continua a restare chiusa nel suo silenzio.
all'interrogatorio di garanzia che si è svolto la giovane 32enne ancora ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia si è avvalsa della facoltà di non rispondere, come suggerito dal legale Giuseppe Triolo. Nel frattempo emerge un particolare dalla stampa tedesca che finora era rimasto sconosciuto. Vediamo. In Italia potrebbe arrivare nelle prossime ore Martin, il fratello di Angelika Hütter, ma non i genitori con i quali la giovane lo scorso autunno avrebbe avuto un diverbio per motivi sconosciuti, forse originati dall'irruzione della polizia nell'abitazione della famiglia a Deggendorf una settimana prima della partenza della 32enne. Lo si apprende dal blog di informazione tedesco Promi Blogs, che in un lungo articolo ricostruisce la vita della Hütter, studi, lavoro, successi sportivi fino alla tragedia del 6 luglio scorso a Santo Stefano di Cadore. Promi Blogs riferisce che una settimana dopo l'irruzione della polizia, la 32enne caricò l'auto intestata al padre, una valigia, un materasso e cibo in scatola, l'indispensabile per un viaggio nel sud dell'Europa interrotto bruscamente nel pomeriggio di quasi 2 settimane fa. Gli interrogativi sulle cause dell'incidente in via Udine, nel quale sono morti il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin, rispettivamente papà e nonna del bambino di nemmeno 2 anni, continuano a restare senza risposta. Angelika Hütter, indagata per omicidio stradale plurimo, si trova ancora ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia, dove è sottoposta a terapia farmacologica. Ieri mattina, giorno fissato per l'interrogatorio di garanzia, la giovane si è avvalsa della facoltà di non rispondere su indicazione del suo avvocato difensore Giuseppe Triolo del Foro di Belluno, che ha riferito come fosse azzardato pensare che la 32enne potesse essere nelle condizioni di sostenere un interrogatorio davanti alla GIP Marson e al PM Marcon. Peraltro le condizioni di impedimento non sono cessate, quindi per il momento Angelika Hütter, pur piantonata, non può rientrare nel carcere femminile della Giudecca. Le indagini proseguono a ritmo serrato, i carabinieri hanno acquisito almeno 2 video e testimonianze sul posto. Il PM Simone Marcon ha nominato l'ingegner Calzavara per una consulenza tecnica. Le famiglie Potente e Antoniello si sono affidate ai legali dello studio 3A Valore, che ha incaricato lo specialista Mario Piacenti. Per gli esiti si dovrà attendere la fine dell'estate. Al momento gli unici punti fissati dagli accertamenti disposti dalla magistratura si riferiscono alla velocità elevata, all'incirca 90 km/h, e alle condizioni di Angelika Hütter, che non si trovava sotto l'effetto di alcol o droga e che non stava usando il telefono cellulare né prima né al momento dell'impatto. Grazie Tiziana Bolognani per questi aggiornamenti, tra poco torneremo tra l'altro da lei in Comelico. Prima però andiamo a Padova perché c'è Valentina Visentin che ci racconta quello che sta accadendo riguardo alla quarta linea dell'inceneritore. Il comitato che non vuole questa quarta linea ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato contro il progetto di ampliare questa struttura. Allora sentiamo che cosa propone in alternativa il comitato. Valentina, raccontaci tutto. Buongiorno da Padova. Sfidando le alte temperature ci troviamo proprio davanti all'ingresso della sede dell'inceneritore, perché nei giorni scorsi il comitato No Quarta Linea, qui con me c'è uno dei partecipanti, Gianni Sbrogiò, ha annunciato che presenteranno il ricorso al Consiglio di Stato contro appunto la realizzazione della quarta linea dell'inceneritore che accoglie parte anche dei rifiuti di tutta la regione. Sono giorni in cui si paga anche la seconda rata della Tari qui a Padova, e come comitato No Quarta Linea chiedete che venga esteso il porta a porta per evitare che venga creata questa quarta linea, che comporta anche degli aumenti in bolletta che sono previsti proprio per l'ultima rata, la terza rata, quella che verrà pagata a fine anno. Sì, noi dopo che il TAR ci ha dato torto vogliamo arrivare al Consiglio di Stato, perché noi diciamo chiaramente che con la quarta linea si incenerirà 60.000 tonnellate di più di rifiuti. Questo significa un aumento di nocività sia dell'aria, del suolo e dell'acqua. Inoltre il 15 di questo mese c'è stata la scadenza della seconda rata della Tari e noi vediamo come la Tari aumenti sempre di più. Dal 2018 è aumentata del 16% e con questa nel 2023 ci sarà un altro aumento del 3%.
La soluzione che noi diciamo è quella che bisogna produrre meno rifiuti. A questo punto, per produrre meno rifiuti bisogna che la raccolta differenziata aumenti, perché Padova è la penultima dei capoluoghi di provincia del Veneto e arriva appena al 61%. Noi sappiamo che nella sinistra Piave e destra Piave arrivano all'87% e anche al 90%. Ecco, negli anni passati si era esteso il porta a porta nel quartiere Arcella, in parte del quartiere Arcella che era uno dei più popolosi, non sono mancate le polemiche, quindi anche tra i residenti, tra i vari cittadini padovani c'è chi non vede favorevolmente il porta a porta, ma secondo il comitato quarta linea andrebbe estesa in molti altri quartieri della città. Sì, il porta a porta ovviamente porta anche un aumento del nostro lavoro tra virgolette gratuito, nel senso che bisogna raccogliere da casa e dividere nei 5 o 6 bidoni che sono a disposizione per la raccolta differenziata. Ora, le lamentele degli abitanti dell'Arcella, se sono fatte per poter aumentare la qualità del porta a porta, sono altro che ben accette e l'amministrazione deve tenerne conto. Se invece vengono fatte perché non vogliono il porta a porta, ovviamente non siamo d'accordo, perché noi abbiamo visto che in tutti i paesi dove questo succede, cioè il porta a porta spinto con la tariffa puntuale, la tariffa della Tari diminuisce. E servirebbe, secondo le stime del vostro comitato, una sola linea di inceneritore. Certo, diminuendo la produzione dei rifiuti e aumentando la raccolta differenziata e con il riuso e il riciclo, la terza linea, cioè fermando la prima e la seconda e non costruendo la quarta, e l'inceneritore di Schio sono più che sufficienti per tutti i rifiuti dell'utenza civile del Veneto. Ringraziamo il signor Gianni Sbrogiò del comitato No Quarta Linea di Padova, e da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie a voi, buon lavoro naturalmente, saluti e ringraziamenti anche al tuo ospite. Andiamo subito in Comelico, adesso vi ho mostrato il video che Tiziana Bolognani ci aveva mandato, che era stato registrato pochi istanti fa, insomma il vento che è tornato. Tiziana, ti vedo muovere, dove sei, dove stai andando, sei coperta, quindi ha ripreso a piovere. Stiamo uscendo, sì, ha ripreso a piovere, comunque devo dire anche che la situazione sembra che stia migliorando, le persone che hanno trovato riparo all'interno del bar pizzeria alla Baita hanno ripreso la strada per le roulotte, i loro camper, le loro casette qui all'interno del camping Comelico, perché qui ci troviamo e qui eravamo poco fa, dove avete visto in diretta, siamo stati sorpresi da quelle violentissime raffiche di vento che hanno fatto temere per altri schianti di alberi che probabilmente si sono registrati all'interno del bosco, ma che sicuramente sono visibili a Sega di Gonna, a 4-5 chilometri di distanza da qui, dove una dipendente del bar pizzeria si era recata per andare a prendere la figlia al campo estivo ed è rimasta bloccata, perché la strada in questo momento è bloccata. Parliamo della 355 della Valdegano. Allora, la situazione qui in questo momento appare tranquilla, dobbiamo prendere di nuovo possesso della nostra auto che abbiamo lasciato questa mattina qualche centinaio di metri più sotto del campeggio del camping, perché lungo la strada c'erano le ruspe che stavano togliendo gli alberi che sono precipitati in strada ieri, e quindi la situazione era chiaramente di divieto di transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Vi abbiamo mostrato con le immagini, il video che vi ho inviato è un video che ci è arrivato
da Dosoledo, quindi siamo a poca distanza da qua, in comune di Comelico Superiore, vento e forti raffiche di vento, poi la grandine, poi l'acqua, insomma l'inizio della conta dei danni, sperando che questa situazione si calmi, che la situazione si calmi, anche per consentire a chi è poi deputato e quindi le amministrazioni comunali eccetera di cominciare a capire qual è l'entità del danno causato da questa eccezionale ondata di maltempo. Federico, se tu sei d'accordo, io ti restituisco la linea per tutti gli aggiornamenti questa sera, naturalmente nei nostri telegiornali. Sì, certo, buon lavoro a te e a Fabio, naturalmente grazie di quello che ci avete mostrato, buon lavoro, dicevo. Rimaniamo in montagna, sull'altopiano per la precisione, perché sono tornati in azione i lupi e i gestori delle malghe veramente non ne possono più. 5 predazioni in un mese e mezzo. L'alpeggio si tinge ancora una volta di sangue nell'altopiano dei 7 comuni, dove i lupi hanno predato l'ennesimo capo di malga Busafonte. A raccontare quel che è successo è l'allevatore Davide Martini, svegliato dai muggiti degli animali disperati nel bel mezzo della notte. Il giovane malgaro è uscito con la pila, trovando una vacca divorata viva dai selvatici. Ho proseguito con la pila e tutto e abbiamo trovato la vitella a terra, fresca, ancora viva, mangiata dalle parti genitali, tutto il suo interno e l'ha svuotata. E lì quando siamo arrivati il lupo è scappato perché era disturbato, però ormai aveva fatto il suo danno. Non è la prima volta che i lupi colpiscono il bestiame di malga Busafonte sulla spalla dell'altopiano che guarda la Valdastico. La quinta in 45 giorni che abbiamo caricato la malga e nessuno fa niente e siamo costretti a vivere così nonostante ci siano già tante ore di lavoro e tanti problemi. Chi vive d'alpeggio e di allevamenti in altopiano ormai non ne può più della presenza del lupo. Ecco i numeri relativi ai branchi attivi in zona. Nell'altopiano di Asiago non è possibile avere 12-13 branchi da 10-12 animali ognuno, perché il lupo copre un territorio vasto e per cui sono troppi. Ed ecco l'appello dell'allevatore. Bisognerebbe iniziare a fare una caccia di selezione e contenere i lupi, perché ce ne sono troppi, non sono più in via di estinzione e non si può continuare a proteggerlo così. Per carità, è giusto che ci sia anche il lupo come animale, però non proteggerlo in questo modo. Chiara la situazione, veramente esasperati i malgari. Adesso ci spostiamo a Vicenza, usciamo di nuovo dallo studio, andiamo sulla Riviera Berica da Luisa Bertini per parlare del ponte di Debba. Ne abbiamo parlato molto in questi mesi, il ponte è stato assemblato, varato, ci saranno nei prossimi giorni le prove di carico con la sosta sul ponte di alcuni camion carichi per misurare la struttura. Poi a fine mese è prevista la riapertura del collegamento viario tra i 2 quartieri di Riviera Berica e San Pietro in Trigogna, rimasti scollegati tra loro ormai da più di un anno. E allora aggiornamento della situazione con Luisa Bertini, che ha un ospite ed è l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller perché procedono i lavori per la messa a punto, per il posizionamento e poi l'apertura del ponte di Debba. A che punto siamo? Allora, siamo a buon punto, le 2 sponde sono state collegate col nuovo ponte provvisorio. Entro la fine di questa settimana verranno effettuate le prove di carico. Settimana prossima tutte le operazioni viarie, quindi di segnaletica per far partire la viabilità normale, che dal 1° di agosto contiamo di essere attiva. Ecco, viabilità normale che comporterà che cosa? Un ritorno un po' a come era? Ritorno al passato, nel senso che la viabilità sarà la medesima coi vecchi ponti fino a un anno fa, quindi il passaggio per i veicoli a doppio senso alternato col semaforo e per i mezzi per cui era consentito il passaggio precedentemente. Quindi ritorniamo nelle stesse identiche condizioni di un anno fa.
Ecco, per quanto riguarda i costi e le tempistiche? I costi non sono stati irrisori, ci sarà l'affitto del ponte per un anno, c'è stato tutto il costo per ovviamente il posizionamento e poi ci saranno i costi per il restauro del vecchio ponte. Quindi i costi non sono insignificanti, anzi saranno molto significativi per le casse del Comune, ma quello era un nodo fondamentale per la viabilità cittadina e doveva essere assolutamente ripristinato. Ecco, tempistiche anche per il restauro del vecchio ponte, quali saranno e se non erro costi finanziati con il PNRR? Noi abbiamo un finanziamento di 200.000 euro col PNRR che però non saranno sufficienti per ripristinare completamente la viabilità. Quindi nel corso di quest'anno in cui noi abbiamo acquisito l'affitto del nuovo ponte provvisorio dovremo cercare di completare i lavori. Se non saranno sufficienti, perché ripeto, il vecchio ponte, il ponte in ghisa, ha bisogno di un intervento sostanzioso, eventualmente allungheremo la durata in vita del ponte provvisorio, però l'obiettivo è nel giro di un anno chiudere i lavori al vecchio ponte. Ecco, io ringrazio l'assessore e restituisco a voi la linea studio. Grazie Luisa, grazie a te l'assessore. Quindi punto della situazione su Debba, abbiamo capito che insomma, è in via di risolvimento il tutto. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo per l'ultima parte di Focus TG fino alle 13:30 in vostra compagnia. Mercoledì 19 luglio, 13:19 mi pare di aver visto, no, 13:13 minuti, siamo insieme, quindi un po' meno di quello che avevo detto, prendetevela più comoda, ho sbagliato di qualche minuto, però noi invece adesso andiamo subito nuovamente fuori dallo studio, andiamo a Bassano, altro collegamento in diretta per noi con Alex Giuliano che ci racconta di quello che succede lungo il Brenta, a pochi passi dal Ponte Vecchio, dove c'è un luogo che i bassanesi chiamano spiaggetta, che non ho capito bene, adesso ce lo dirà Alex, se è aperto al pubblico o meno. Direi di no, però Alex, a te la linea. Passando davanti al cancello della spiaggetta in via Pusterla, viene quasi spontaneo intonare la canzone dei Righeira. L'estate sta finendo e un anno se ne va. In realtà di tempo ne è passato molto di più e questo lucchetto, questo cancello, continua a rimanere chiuso, impedendo ai bassanesi e ai turisti di godere della possibilità di accedere a una spiaggetta sul Brenta. Una questione, quella appunto relativa alla spiaggetta di via Pusterla, che si trascina da anni. L'amministrazione comunale aveva promesso, garantito la riapertura in primavera. Ricordiamo che ci sono di mezzo anche i privati, anche un privato per quello che riguarda proprio l'accesso, la possibilità di aprire questi cancelli, quindi è una trattativa pubblico-privato che, come detto, si trascina da tanto tempo e che però adesso sembra arrivata finalmente a un momento di svolta. Noi lo abbiamo chiesto al vice sindaco Andrea Zonta. In questo momento la proprietà è della ditta Belfiore, cioè quella che doveva fare la centralina che deve restituirla al proprietario originario. Lì finora non si sono messi d'accordo e l'amministrazione comunale con il sindaco abbiamo preparato una convenzione, un comodato d'uso meglio, dove l'amministrazione pubblica può effettuare l'apertura di quel cancello e permettere ai bassanesi di entrare nella zona, diciamo, che poi è demaniale, che è quella del fiume Brenta. Il comodato d'uso è pronto perché l'ho visto in bozza venerdì scorso. Se adesso la proprietà acconsente e viene a firmare, noi il prima possibile apriremo quello spazio. Dunque non resta che aspettare, avere fiducia, sperare che qualcosa si muova per quello che riguarda l'inerzia di una trattativa pubblico-privato che si è trascinata così a lungo da aver quasi fatto un po' perdere le speranze sia ai bassanesi che ai turisti. Si aspetta di aprire questi cancelli e di far entrare i bassanesi, di far entrare i turisti in quella che è una spiaggetta
tanto cara a chi l'ha vissuta fino a qualche anno fa. Nel frattempo l'unica cosa che è riuscita a varcare questi cancelli, ad entrare nella spiaggetta, come vedete, è l'immondizia e il degrado. Grazie ad Alex Giuliano, grazie per questo collegamento. Vediamo che insomma, siete vicini a questa trattativa, nel senso che la seguite da vicino e quindi certamente avremo notizie nei prossimi giorni. Adesso la cronaca, andiamo a Vicenza, aggredita la compagna che viene ricoverata in prognosi riservata, un uomo poi disturba i clienti di un bar, alla fine aggredisce anche i carabinieri e viene arrestato. Baldagno, lei e lui litigano in mezzo alla strada, qualcuno chiama i carabinieri e quando la pattuglia della stazione di Trissino arriva sul posto in via Regina Margherita trova l'uomo che minaccia la compagna e si dà alla fuga. La donna scalza e ferita alla testa viene ricoverata all'ospedale di Arzignano in prognosi riservata. Lo stesso uomo si presenta invece all'ospedale di Baldagno, vuole parlare con la compagna con cui racconta di aver avuto una discussione per motivi di gelosia. Qui viene identificato dai carabinieri di Montecchio Maggiore, chiamati dal personale sanitario. Convinto ad allontanarsi, si presenta allora all'ospedale di Arzignano, dove vengono ancora una volta allertati i carabinieri. Questa volta l'uomo se ne va prima dell'arrivo dei militari. Ma la giornata è lunga e prima che finisca, lo stesso uomo, a Trissino, in evidente stato di alterazione alcolica, disturba i clienti di un locale. Il contegno è violento e questa volta arrivano i carabinieri che lo arrestano per resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni dei militari di Montecchio Maggiore. Il pubblico ministero di Vicenza, valutata la gravità dei fatti, ha richiesto gli arresti domiciliari per l'indagato, misura eseguita dai carabinieri di Baldagno. E c'è stata paura a Favaro Veneto per un 43enne non vedente. Infatti il suo cane guida è stato assalito da 2 alani che erano fuggiti da un'abitazione ed erano senza guinzaglio. Come ogni mattina Mauro, 46enne non vedente, è uscito verso le 6:30 con il suo cane guida per una passeggiata, quando in via Vallenari a Favaro Veneto si è trovato a vivere momenti di paura. Dopo circa un quarto d'ora che camminavo col mio cane sono arrivati abbaiando, ringhiando 2 cani di una certa stazza. Io in quel momento subito ho lasciato andare il mio cane guida, così, non so perché, però mi è venuto da fare così, e il mio cane è andato dentro un fossato che c'è lì al lato di via Vallenari. I 2 alani erano soli, senza guinzaglio. A quel punto, dopo aver perso il contatto col suo cane Sky, Mauro, spaventato perché non capiva cosa stesse accadendo, ha chiamato i carabinieri. Ho chiamato il 112 che mi ha tenuto al telefono 12 minuti, la prima chiamata, chiedendomi se stavo bene io, se ero ferito, poi io avevo subito detto che ero non vedente con cane guida, e chiedendomi se il cane era ferito. E lì ovviamente gli ho detto io non lo so perché non so dove sia il mio cane, ero un po' disperato. Mi domando se queste persone che fanno sti corsi, no? Se si è resa conto questa persona che mi ha risposto che il mio cane è come se quei 2 cani mi avessero strappato gli occhi e li avessero buttati nel fossato. Questa è purtroppo una cosa che non viene mai capita. Nel frattempo è passata una signora che ha confortato Mauro, mentre un altro passante con un bastone ha cacciato gli alani che continuavano ad abbaiare a Sky mentre era nel fossato, fortunatamente illesa. Mezz'ora dopo che io avevo chiamato, ho richiamato e il 112 a quel punto mi ha passato la polizia locale. Loro non sapevano niente, che vabbè sarebbero arrivati. Da lì, dalle 56 che ho chiamato, sono esattamente, ho aspettato, ho chiamato a casa, mi sono fatto venire a prendere, sono arrivato a casa alle 7:25, sono arrivato a casa più o meno 10 minuti dopo, ho chiamato di nuovo io i vigili, gli ho detto guardi che io ormai sono a casa. I vigili sono arrivati a casa mia, penso sulle 7:40. Ed era passata oltre un'ora. Tanta la paura per Mauro, che aveva perso la sua guida, i suoi occhi, e che ora anche lei dovrà essere sottoposta a una serie di test da parte degli addestratori per verificare se sia ancora adatta a svolgere il suo prezioso compito dopo il trauma subito.
In bocca al lupo a Mauro, adesso andiamo a Padova, all'università. Infatti è stato aperto lo sportello passaporti, un tema veramente di grande attualità, quello dei passaporti per gli studenti, con un'iniziativa che nasce grazie alla collaborazione tra la Questura di Padova e l'università. L'aumento degli studenti stranieri e della mobilità di studenti e professori ha portato ad una maggiore necessità di avere a disposizione, spesso in tempi brevi, documenti e soprattutto passaporti per viaggiare. Da qui nasce la collaborazione tra l'università e la Questura di Padova, che ha portato all'istituzione all'interno dell'Ateneo di uno sportello avanzato dell'ufficio passaporti. L'iniziativa si affianca allo sportello dell'ufficio immigrazione inaugurato a Palazzo del Bo nel luglio del 2021 grazie all'intesa con il Ministero dell'Interno. Questi servizi servono a migliorare il processo di accoglienza anche per la rapida trattazione delle pratiche dei permessi di soggiorno. In convenzione con l'azienda USL Saiogani è attivo anche uno sportello di anagrafe sanitaria, sempre all'interno del Bo. Dopo lo stop della pandemia sono ripresi i viaggi, molti verso l'Inghilterra, dove dopo la Brexit è necessario il passaporto per poter viaggiare nel paese. Andiamo a Bassano per parlare di opere pubbliche, di lavori. Infatti qui anche nelle ultime ore non è partito il cantiere a Marchesane e quindi insomma viabilità che a Bassano rimane ferma. Di Venere e di Marte non si sposa né si parte né si dà principio all'arte. Detto, fatto. Detto nel senso di proverbio. Il fatto è semplicemente che nemmeno oggi sono partiti a pieno regime i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione Tre Ponti a Marchesane. Attenzione però che non si dica che non è stato fatto nulla. Un buco c'è, d'altronde da qualche parte bisognava pur partire. Il problema è casomai arrivare in tempo per rispettare la scadenza di fine agosto inizio settembre, e i bassanesi, incolonnati per tutta l'estate, non vorrebbero proprio ritrovarsi in fila anche per entrare in classe. A scuola il rischio di prendere una nota sul diario, per l'amministrazione il rischio invece è quello di prendere una sonora bocciatura. La ditta ha detto che sarebbe partita il 17 di luglio, che era ieri lunedì. In effetti ha cominciato a fare alcuni movimenti attorno al cantiere, oggi ha portato dei macchinari, se non è domani probabilmente nei prossimi giorni, ma di questa settimana vedremo anche la chiusura della strada verso Marchesane, pertanto la partenza, se vogliamo tra virgolette, ufficiale della rotatoria. In tutto questo trambusto di finte partenze, rinvii, buchi e promesse c'è un altro cantiere che procede spedito, quello sul Ponte Nuovo. Finito il rumore iniziale, in molti tornano a chiedersi perché almeno la seconda parte dei lavori non preveda anche turni di notte. A dire il vero, tanti cittadini si domandano anche se le forze in campo siano sufficienti. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma fatto dall'azienda, per cui con termine del ponte chiuso ai primi di settembre, come già più volte annunciato. Abbiamo visto in campo sia venerdì che ieri lunedì circa una decina di persone, magari sembrano poche nel ponte, ma sono sempre 10 persone che lavorano. Nel momento in cui non dovessimo vedere rispettati i tempi, ma mi sembra che questo non sia il caso, le ditte ci sembrano molto serie, vedremo intervenire, perché come ripeto a noi la deadline prima è la fine di agosto, primi di settembre. Alla fine insomma è solo questione di tempo di fare, tempo di finire, tempo in attesa, tempo in coda, ma a Bassano semplicemente si aspettano solo tempi migliori. Da Bassano torniamo a parlare invece di un tema veneto, con quello dei migranti, che è di grande attualità. Interviene anche la Confesercenti del Veneto sul tema dell'accoglienza, insomma nega che la soluzione possa essere di nuovo un hub, cioè una concentrazione, un luogo in cui concentrare i migranti. L'accoglienza dei migranti è un tema che in questo periodo non coinvolge solo la politica, ma anche le categorie economiche che si interrogano sui modelli di gestione degli arrivi dei profughi nella nostra regione. Confesercenti Veneto chiede a gran voce che venga esclusa l'ipotesi dei maxi hub. Di hub, di aree di concentramento abbiamo già avuto un'esperienza qui nel Veneto, basta ricordare Bagnoli. Credo che non sia quella la soluzione. Non è neanche, per carità, un'accoglienza diffusa.
il vero nodo sarebbe un intervento dell'Europa serio, perché l'Italia oggettivamente è lasciata un po' da sola a gestire un flusso crescente e che sta diventando sempre più pericoloso. L'Italia si trova a gestire costanti flussi migratori di dimensioni che vanno via via ingrandendosi, continua Rossi, che accusa una mancata coesione a livello europeo. La gestione dovrebbe prevedere anche una selezione, cioè non possiamo accogliere tutti, non siamo in grado di farlo innanzitutto. Abbiamo bisogno di professionalità, indubbiamente, per cui potrebbe essere anche un aiuto. Abbiamo bisogno nel campo della ristorazione, abbiamo bisogno nelle nostre industrie, ne hanno bisogno i nostri artigiani, però non può essere casuale, non può essere stocastica la cosa, cioè o ci lavoriamo aiutati dall'Europa, perché in questo modo succede quello che vediamo e non va bene. I migranti potrebbero essere impiegati come manodopera vista la carenza fisiologica della nostra regione, ma i flussi, anche con l'accoglienza diffusa, vanno comunque gestiti. L'accoglienza diffusa deve essere normativata in un modo serio, cioè che consenta anche l'utilizzo dei soggetti, degli immigrati, che consenta l'arrivo di determinate immigrati con delle caratteristiche che possono essere poi usate dal mondo del lavoro. Una manodopera che non si riesce a trovare sul mercato nazionale, per cui si potrebbe attingere a questo mercato, cioè si potrebbe in questo modo collocare anche delle persone, integrarle, però tutto va fatto con un sistema, con una previsionalità e non con una casualità, in un contesto organico europeo. Torniamo a parlare di migranti anche per quello che riguarda i sindaci, quindi dopo aver sentito la posizione della Confesercenti anche quella dei sindaci, perché in prefettura a Vicenza continuano gli incontri tra i sindaci e le autorità per capire come organizzare l'accoglienza. A Cornedo Vicentino il sindaco lancia però un allarme, dice non abbiamo posto, non ci sono spazi per l'accoglienza, e così un migrante minorenne viene ripreso dalla prefettura. Accoglienza sotto pressione. Quest'estate il Veneto, che ha già collocato 7.800 profughi, si prepara all'approdo di altri 4.000 immigrati. La gestione dei flussi è esplosa nel Vicentino la scorsa settimana, quando ad Altavilla, Sovizio, Cornedo, Castelgomberto e Gambellara gruppetti di migranti sono stati lasciati davanti ai municipi. Forte la reazione dei sindaci. Davide Dorantani di Castelgomberto ha annunciato che, non essendo attrezzato per l'accoglienza, era pronto a portare nel palazzo del rappresentante del governo i 3 giovani africani che gli erano stati lasciati davanti al comune. Risultato, la prefettura ha mandato un furgone e li ha ripresi. Oggi è il sindaco di Cornedo a lanciare l'allarme. In questo momento i 3 migranti che gli erano stati lasciati davanti al municipio sono stati affidati alla parrocchia, perché il comune non ha locali adatti all'accoglienza. Stamattina la prefettura ha mandato un furgone per prendere i 3 immigrati, di cui uno quindicenne. Questa mattina, 18 luglio 2023, la prefettura ha prelevato i 3 migranti da Cornedo. Cornedo, che aveva una situazione un po' più delicata degli altri comuni, che è stata attentamente ponderata e vagliata dalla prefettura, ovvero la presenza di un minorenne di 15 anni. Il minorenne è stato portato in una struttura protetta, invece stasera gli altri 2 migranti sono stati riportati a Cornedo perché non ci sono posti nei centri di accoglienza straordinari. Insomma, il sistema è già totalmente occupato. Intanto continuano i confronti tra il prefetto e i sindaci. Domani alle 5 del pomeriggio toccherà ai primi cittadini di Gambellara, Montebello, Tiene, Valdastico e Cornedo Vicentino. Bisogna capire come fronteggiare l'emergenza se mancano le strutture. Il protocollo firmato da prefetto, Regione Veneto e l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dovrebbe introdurre delle regole che permettano di gestire i flussi, perché l'alternativa è subirli. Ma oggi la spinta di profughi dalla grande Africa è sempre meno gestibile per la piccola Europa. Ben vengano anche le sottoscrizioni dei protocolli di intesa sull'accoglienza, però
vorrei sottolineare che questi protocolli debbono anche essere calati oggettivamente sul territorio e devono essere calati al caso concreto. Se i comuni, se le amministrazioni comunali che hanno il buon governo del proprio territorio ritengono che non ci siano strutture ricettive emergenziali per far fronte a queste emergenze di stagione, questi protocolli rimarrebbero e rimangono carta bianca. Grazie allora a Carlo Inghilleri per questo servizio, siamo arrivati alla fine di Focus TG, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buon pranzo, ci rivediamo poi con tutta la programmazione di Rete Veneta fino ai notiziari e a Focus di questa sera.